La faccia tosta fino a che ce la fai, la faccia tosta e non ti ferma mai, la faccia tosta fino a che ce la fai, la faccia tosta e non ti ferma, non ti ferma, rallambol, Pedro Fra, rallambol, Pedro Fra, rallambol, Pedro Fra, rallambol, Pedro Fra, Pedro Fra, Pedro Fra. Spesso, non dico tutti, ma ascoltiamo sempre i dischi che sono tutti perfettini, tutti senza errori, tutti puliti, tutti filtrati, è come una foto che viene passata 2 volte a Photoshop e poi non ci si rende conto che alla fine è una foto qual è. Alfredo non ha vergogna, cantata, suonata, ci sono gli sbagli, ci sono le imperfezioni. Azuzzino. Esatto, che la cosa proprio sporca del suono in presa diretta, era voluto naturalmente. Come già siamo tutti quanti bravi. A fare Azuzzino ci mettiamo tutti quanti a scuola. E io scuola non lo voglio tenere. Bravo! Merola, io che ti conosco so che è un tuo punto di riferimento. Era il mio punto di riferimento etico, oltre che musicale. Che si tratta proprio del sapersi comportare con gli altri. Sono contentissimo di stare alla prima serata, alla serata di presentazione di questo disco che dovete ascoltare, che ho sentito delle canzoni bellissime, me l'ha mandato un po' tardi, ma le ho sentite tutte e mi sono emozionato, io ho mandato delle frasi in tempo reale dicendo oh ma è bellissima sta cosa, che ho 10 pezzi. E quindi non resta che farvi ascoltare la musica, che immaginiamo anche che siate stanchi delle chiacchiere. E siccome lui si sa esprimere con questa voce meravigliosa, non voleste sentire e non so voi. Quindi lunga vita ai Blues a di Rus. Grande, grazie. Naturalmente a Fred non lo dirai mai, ma il disco è in vendita, quindi compratelo. Giusto, ve lo dico io perché lui non lo dico. Come lo dico? Compratelo e ora basta. Che tiene rito. Questo è il motivo per cui suoniamo, il motivo per cui ci sono loro stasera. Può essere qualsiasi il motivo di quel però è una look che tiene in. È una look che tiene in. Non saprei come esprimerlo diversamente.